Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ed eseguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura l'aggressione ai danni del dirigente medico dell'ASP di Palermo, Franco Sutera, accoltellato questa mattina all'interno del centro di via Arcoleo durante l'orario di servizio. Il professionista stava esaminando la pratica di un utente quando ne sarebbe nato un acceso diverbio. L'aggressore è già stato fermato. Le sezioni unite della Corte dei Conti hanno pronunciato il giudizio di parificazione con riserva del rendiconto generale 2023 della Regione Siciliana, certificato un significativo passo avanti. Il dato più rilevante riguarda il disavanzo di amministrazione che si attesta a circa 900 milioni di euro, con una riduzione di oltre 3,13 miliardi rispetto all'esercizio precedente. Si conclude definitivamente l'emergenza che in questi giorni ha toccato l'aeroporto di Catania, reso inagibile a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. A dimostrarsi un successo l'intervento di assistenza destinato ai cittadini e ai viaggiatori, come disposto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. Schifani ha parlato di un eccezionale sforzo organizzativo. La cronaca con un ciclista morto investito da un camion a Bagheria nei pressi dello svincolo autostradale. Il guidatore del camion è stato portato in ospedale per eseguire tutti i controlli tossicologici e alcol test. Indagini sul sinistro in mano alla polizia municipale. In chiusura il meteo, domani cieli stabili e temperature nella media stagionale, il picco massimo sarà di 34 gradi, attesi venti deboli e condizioni di variabilità nei prossimi giorni. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.